E ora l'avventura di Ostrega in Tour, il viaggio dalla Marca fino a Pechino che una comitiva di ragazzi trevigiani stanno compiendo. Tra loro il nostro collega Dimitri Feltrin che abbiamo al telefono per un aggiornamento. Vediamo se è in linea, Dimitri. Buonasera a tutti i telespettatori dell'Ostrega in Tour. Ebbene, la carovana di Ostrega ha raggiunto la sua prima grande meta, che è Istanbul. La seconda tappa, che avevamo anticipato sarebbe stata davvero faticosa, non ha tradito le aspettative. Infatti per percorrere i 950 km che separavano Belgrado da Istanbul ci abbiamo messo ben 22 ore di viaggio, di cui 6 spese alla frontiera turca. Non è stato davvero per niente uno scherzo e diciamo che la fatica si fa sentire. A Istanbul si è arrivati questa mattina all'alba verso le 5:30. C'è chi ha deciso di approfittare subito del fresco per visitare la città, c'è chi invece ha deciso poi di spendersi a letto e di mettere la sveglia nel pomeriggio. In questo momento però ci stiamo raggruppando tutti perché fra pochissimo ci sarà il primo evento ufficiale dell'Ostrega in Tour. Andremo a incontrare soprattutto gli operatori del settore turistico, che sono quelli che si sono dimostrati più interessati in questa città all'evento Ostrega in Tour. Domani ripartiremo alla volta di Sivas, la prossima tappa, e sicuramente nei prossimi giorni vi aggiorneremo sulla situazione della carovana di Ostrega in Tour. Per adesso dalla Turchia è tutto, a voi la linea.